Parliamo con la consigliera comunale Sara Pettinato, a parte che è un medico prestigioso della città. Come si sente in virtù di questa vigilia dell'evento Telethon? Mi sento sicuramente emozionata perché Telethon ormai è una realtà non solo nazionale ma anche del nostro territorio, soprattutto a Catania, ormai è diventata una rete a cui spesso ci si rivolge anche quando si hanno difficoltà a fare delle diagnosi, qualunque esse siano, generalmente dei più piccoli. Però è anche una realtà associativa che coinvolge veramente tutto il territorio e oggi ne è stata una testimonianza. Quindi proprio perché Telethon oggi per me significa collettività, oggi chiediamo anche alla collettività di contribuire per quanto riguarda la diagnosi e il trattamento delle patologie rare, che poi è la mission di Telethon, ma che ci tenevo a dire che non lo è soltanto l'unica mission. Quindi da giovedì prossimo avremo questo bel villaggio che vede coinvolte tante realtà associative e soprattutto faremo anche screening per quanto riguarda la pelle, quindi la diagnosi precoce dei melanomi, e screening con visite senologiche gratuite proprio per la diagnosi precoce dei tumori al seno. Grazie.